Buonasera e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. In apertura la situazione sanitaria: su 5.783 tamponi molecolari sono stati rilevati 216 nuovi contagi, oggi con una percentuale di positività del 3,74%, ecco la tabella. Sono inoltre 4.009 i test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 110 casi. I decessi registrati sono 8, aumentano di 4 unità i ricoveri in terapie intensive che tornano a quota 60, si riducono quelli in altri reparti, 348. I decessi complessivi sono 2.756, le persone in isolamento calano, arrivano a 8.844. Complessivamente le persone risultate finora positive al Covid-19 sono 73.679. Ciò che preoccupa però in questo momento sono i tagli ai vaccini, alle forniture dei vaccini. Nuovi tagli arrivano da AstraZeneca, circa il 15%. A livello nazionale ieri sarebbero dovute arrivarne 547.000 dosi, ma le regioni lamentano gravi carenze nella fornitura. In Friuli Venezia Giulia saranno 10.100 le dosi che verranno consegnate invece delle 11.300 previste. E a confermarlo, questo dato, il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi, evidenziando che la riduzione del 10% non inciderà in maniera rilevante sulla campagna vaccinale e sulle agende definite dalle aziende sanitarie. Tuttavia non possiamo registrare che invece di accelerare rischiamo di rallentare. Questa è anche una consegna del vaccino di AstraZeneca oggi agli ospedali di Udine e Pordenone. Gli appuntamenti già fissati per i prossimi giorni verranno rispettati, comunque assicura Riccardi. Al momento la nostra regione dispone infatti di una quantità di vaccini sufficienti al proseguimento dell'azione avviata in base alle indicazioni del Ministero della Salute. E la Regione stessa è pronta a sbloccare anche la questione delle privacy che riguardano i vaccini per gli insegnanti. Nel frattempo presidi e sindacati fanno fronte comune e dicono no alla conclusione dell'anno scolastico a fine giugno, un'ipotesi peraltro che oggi dovrebbe riguardare solamente le scuole del primo ciclo, ovvero le elementari. Sentiamo. In base a indiscrezioni che ho raccolto, la questione dovrebbe essere risolta dando la possibilità ai dirigenti scolastici di inoltrare gli elenchi che avevamo già provveduto a raccogliere. Agli insegnanti del primo ciclo, la scuola primaria, aggiungerei anche la scuola dell'infanzia, dove i bambini non utilizzano la mascherina, quindi quel personale è fortemente a rischio e quindi un occhio di riguardo per loro sarebbe stato necessario fin da subito. Oggi c'è stata questa ipotesi, peraltro la seconda volta, non è più tanto un'ipotesi ma è qualcosa di più concreto sul protrarre la fine delle scuole fino a fine giugno. Cosa ne pensa? È fattibile questo? È fattibile in Friuli Venezia Giulia? Tutto è fattibile, bisogna capire se è necessario. Personalmente, per quanto riguarda la scuola che dirigo, cioè il Liceo Stellini, io non avrei nulla da recuperare, non avrei nulla da chiedere al riguardo né ai miei docenti né ai miei studenti. Le scuole non hanno mai chiuso e che sarebbe sbagliato trasportare la logica dei ristori, no? Sui ristori formativi. Non si può applicare questa logica ragionieristica perché stiamo parlando di apprendimento e le condizioni dell'apprendimento si creano in un percorso organico, non è questione di quantità. Sindacati riuniti oggi per lanciare un appello affinché la politica regionale faccia un salto di qualità sul recovery plan. Serve, avvertono, un confronto aperto con tutti i soggetti per riempire quello che appare sempre di più un vuoto della politica, un vuoto che riguarda, denunciano in primis, la giunta regionale, sotto la lente i pochi fondi destinati al territorio di Udine. Sentiamo l'intervista. Noi chiediamo di poter conoscere se esiste un elaborato nella testa recondita di questa giunta, perché non se ne ha conoscenza. Non ci sono stati incontri, non ci sono stati confronti. Parliamo del porto di Trieste, è assolutamente indispensabile per questa regione. Quello che c'è è il suo sviluppo.
Perché non si ragiona ad esempio sulla rivalutazione dell'interporto di Cervignano, raddoppio della ferrovia Udine-Cervignano, la realizzazione della tangenziale Gemona-Cimpello-Sequals, nel tentativo di recuperare solo sul fattore della viabilità una tenuta ed uno sviluppo. Quali saranno i progetti per il Friuli centrale? Il Friuli centrale che ricopre il 50% del nostro manifatturiero, un Friuli che ha tantissime aziende, sia aziende grandi ma anche delle piccole aziende fatte da artigiani, e queste aziende devono essere aiutate per aumentare il lavoro nel nostro territorio. Abbiamo un sistema che consente la delocalizzazione delle nostre aziende nei paesi dell'est, Polonia, Ungheria, Romania, dove si lavora 500 euro al mese. Siccome abbiamo dei segnali preoccupanti di fondi di investimento e aziende multinazionali che hanno acquistato aziende del nostro territorio, e i segnali sono che qualcuno comincia a portare all'estero già qualche macchinario, qualche commessa, e quindi la questione può diventare ancora peggio di quello che sembra, oltre alla crisi, oltre alla pandemia, se non si interviene in tempo utile. E arriva puntuale la risposta della Regione. La Giunta regionale è aperta al dialogo con tutti gli interlocutori che desiderano un confronto vero e responsabile, un confronto che non si costruisce attraverso le strumentalizzazioni. A dirlo è l'assessore regionale di finanze Barbara Zilli. Stiamo lavorando, dice, alacremente per arginare gli effetti socio-economici della pandemia e siamo ben consapevoli dell'importanza delle risorse del Recovery Plan come occasione di rilancio e sviluppo del territorio. Ne è la riprova l'impegno profuso dall'amministrazione regionale per inserire oltre 10 miliardi di progetti nei tempi previsti. A proposito di lavoro e sviluppo economico, arriva un appello direttamente dalla Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Deborah Serracchiani, anzi un'interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti sul caso Douglas SpA con la chiusura di 5 negozi a Udine. Il Mise, dice Serracchiani, convochi i vertici delle profumerie Douglas e della capogruppo tedesca alla presenza delle rappresentanze sindacali per analizzare il piano industriale, evitando disparità di trattamento tra i lavoratori che operano in Germania e quelli che fanno capo al ramo italiano. Lo ricordiamo, il gruppo ha già chiuso lo scorso 14 febbraio il punto vendita di Martignacco e procederà poi con i restanti 4 negozi a Cervignano, Gemona, Trieste e Udine. E ora andiamo in cronaca. Restano gravissime le condizioni del 22enne di San Daniele, rimasto ferito in un incidente motociclistico nel quale è morto l'amico che guidava il mezzo, era appena 18enne. Sentiamo. Strada provinciale 36, arteria che collega Trasaghis. È in questa galleria lunga appena 1 chilometro che venerdì sera poco dopo le 18 ha perso la vita a Kamza, ragazzo di origini marocchine ma nato in Friuli Venezia Giulia, residente a Udine. Il giovane, che avrebbe compiuto 19 anni tra pochi giorni, era a bordo di una moto, una Kawasaki Heavy, quando per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato contro una Daihatsu Terios, condotto da un 67enne del posto. Per il 18enne non c'è stato nulla da fare, i sanitari hanno provato a rianimarlo ma è spirato poco dopo. Un impatto tremendo, frontale, gravissime le conseguenze anche per il 22enne di San Daniele che era a bordo della 2 ruote. Ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine dove è stato immediatamente trasportato. Lievemente ferito invece l'automobilista che si è visto piombare addosso la motocicletta senza poter fare nulla. Le indagini sono a cura dei carabinieri della stazione di Gemona del Friuli e di Buia, compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e la viabilità. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli. Ancora cronaca, scambia il parcheggio del supermercato Prix per una pista da corsa, ubriaco e senza patente si esibisce in spericolate sgommate e testacoda a bordo di un appunto. Un cittadino marocchino di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a Udine. Si tratta di un pregiudicato che all'arrivo dei militari ha rifiutato di sottoporsi al test etilometrico e ha tentato di colpire gli stessi carabinieri. L'auto è stata sequestrata, all'uomo è stata comminata una multa di 2.000 euro. Ladrinazione in un'edicola a Udine dove hanno rubato centinaia di gratta e vinci del valore di 4.000 euro, è successo in via Trieste nella notte tra giovedì e venerdì. E poi ci sono gli arresti di 2 persone, tutte originarie della Romania, domiciliate però a Venezia e Ravenna, destinatarie di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Udine a conclusione di un'indagine
condotta dal nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Gradisca di Sonzo, denominata convenzionalmente MEC 2021, contro i furti seriali di materiale high-tech ai danni della catena MediaWorld. Indagini iniziate lo scorso novembre a seguito dell'arresto di un uomo per un furto di telefonia mobile. E i Sentinelli di Milano, gruppo nato nel 2014 con l'obiettivo di combattere ogni forma di discriminazione, hanno annunciato che denunceranno il consigliere comunale Fabio Tuiac per le frasi, parliamo di Trieste, per le frasi omofobe espresse in seguito al pestaggio subito a Reppen da Antonio Parisi, attivista LGBT, da due amici triestini. Sarà l'avvocata Paola Ponte di Milano a depositare la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. Riteniamo grave che un uomo delle istituzioni, anziché portare solidarietà a una persona picchiata, senta il bisogno di fare riferimenti a paesi dove l'omofobia è di Stato, fa sapere il portavoce dell'associazione Luca Palladini. Manifestazione quella in programma da parte dei lavoratori della cultura che tornano in piazza a un anno dalle prime chiusure legate alla pandemia. La manifestazione è programmata per martedì 23 febbraio alle 15 in Piazza Unità Trieste, indetta dalle sigle di categoria di CGIL, CISL e UIL. Qui vediamo una manifestazione che si svolge ormai ogni sabato in centro a Udine. Il settore chiede ammortizzatori sociali e sostegni fino alla fine dell'emergenza sanitaria, la riapertura dei cinema in sicurezza e anche dei teatri e dei musei, il rinnovo dei contratti nazionali, la definizione di protocolli a tutela dei lavoratori autonomi e dei professionisti, oltre a una riforma legislativa del comparto e la stabilizzazione dell'occupazione nelle fondazioni lirico-sinfoniche. Altra manifestazione invece è quella dei Fratelli d'Italia, il partito davanti agli impianti da sci chiusi anche a Tarvisio nell'ambito di un'iniziativa denominata La montagna merita rispetto non speranza, una manifestazione per mostrare solidarietà agli operatori della montagna fortemente penalizzati dalle recenti restrizioni del governo. In una nota il deputato Walter Rizzetto afferma: se nel merito il governo avrebbe anche potuto aver ragione, nel metodo però è stato disastroso. Chi invece non si ferma è Ski for Fun, e parliamo di una storica gara di sci nordico giunta quest'anno alla sua 18ª edizione. Domani a Sappada sono attesi oltre 300 fondisti. Monica Tosolini. Più di 300 fondisti si ritroveranno domani a Sappada per disputare la storica gara di sci nordico Ski for Fun, che giunge quest'anno alla sua 18ª edizione e, causa Covid, si svolgerà in un modo diverso rispetto al solito. I partecipanti, di età dai 7 anni in su, provengono sia dal Friuli Venezia Giulia che dal Veneto e le competizioni si svolgeranno senza la presenza di pubblico. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo appuntamento di Ski for Fun, dichiara Francesca Pupulin, la presidente dell'associazione SD Camosci che organizza la manifestazione sportiva. Non è stato semplice adeguarsi ai protocolli Covid e per questo metteremo in campo 50 volontari impegnati per fare in modo che tutte le norme vengano seguite. Ce l'abbiamo messa tutta per poter proporre anche quest'anno la nostra gara Ski for Fun, che detiene il record di iscritti ad una competizione in età giovanile. La gara si svolgerà sulla storica pista di fondo della località montana, nota anche come terra di campioni per le sue 10 medaglie olimpiche, vinte dai sappadini ed ex Camosci Silvio Fauner, Pietro Piller-Kotrer, che fa anche parte del direttivo dell'associazione, e Elisa Vittozzi. L'evento è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Andiamo ora allo sport, vigilia della trasferta a Parma. Gotti non dà certezze sugli impieghi di Pereira e Makengo e mette in guardia i suoi da quella che definisce una partita trappola. Sentiamolo. Contro il Parma come andrà interpretata la gara? È la classica partita trappola, perché se uno vede solo la classifica, vede una squadra che fin qui ha raccolto poco. Il Parma ha perso partite che non meritava di perdere da una parte e ha tanti giocatori con notevoli qualità. Questa settimana abbiamo lavorato molto sugli spazi da non concedere in certe situazioni di gioco a questa squadra, però non credo che il Parma sia solo ripartenze, hanno anche altre qualità in campo, giusto per dire Kučka, Kurtic sono giocatori di qualità, di struttura.
E c'è un'ultima notizia che riguarda i dilettanti. Felipe, l'ex giocatore dell'Udinese, ha firmato per la Manzanese. Dopo una trattativa durata mesi, l'ex bianconero, questa è l'immagine che ci arriva, ha deciso di firmare con la squadra del presidente Filippo Fabbri. Dopo Maicon, quindi un altro ex professionista, scende nei dilettanti di questa stagione per giocare in Serie D. Lunedì alle 11 allo stadio di Manzano si terrà la conferenza stampa dove Felipe verrà presentato ufficialmente. E questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buona serata, grazie, arrivederci.